popolando il salottino sempre di più, per noi chiaramente è un piacere, significa anche che abbiamo delle cose poi da raccontare, da dire. Certo, perché vogliamo dire che noi siamo, perché edicolando, alcuni se lo sono chiesti, Sì. non vendiamo giornali, Sì. ecco. Non ci sono neanche esposti giornali, ma praticamente è come se lo facessimo noi. Sì. O meglio, lo fanno loro, i nostri ospiti, perché portano sempre argomentazioni interessanti e noi riempiamo queste pagine bianche di notizie da dare al quartiere, ma non solo, alla popolazione. Cioè i nostri ospiti sono i nostri articoli. Sono i nostri articoli, sono degli articoli viventi, qua addirittura abbiamo 3 articoli, poi non ti dico cosa ce l'ha, perché voi non li vedete, ma ragazzi è pieno di articoli, è pieno di gente che giovani, pieno di articoli. E noi cercheremo chiaramente a questo punto di coniugare tutti questi articoli, di metterli nella condizione. Noi dobbiamo fare l'impaginatura poi di questo giornale, è chiaro, il nostro compito è quello. Cominciamo allora, giusto per mettere tutto quanti sul piano giusto, perché poi uno magari crede troppo. Di solito noi abbiamo anche una sigletta, una sorta di sigla. Abbiamo una parte anche musicale, strumentale, visto che anche ci occupiamo anche di questo, e di volta in volta scegliamo un brano che viene poi abbinato all'ospite. Non sempre, in questo caso perché non è detto, perché con molta fantasia, esatto, magari, non ci mette in difficoltà, però preventivamente, perché poi rischiamo di arrivare in difficoltà dopo, ho voluto affrontarla subito la difficoltà. Dice, come mai fanno questa canzoncina prima dell'ospite? Ma sai perché? Perché questa è una canzoncina molto intelligente e noi avremo 3 ospiti di sesso femminile che ci portano un'iniziativa molto intelligente, internazionale, poi una cosa internazionale, e anche internazionale, e quindi vedi che poi riusciamo sempre a trovare un collante, un nesso. Però giusto per creare anche un po' di prospettiva, partiamo da lontano. Partiamo con un tizio che si chiamava Gino, credo, no? Si chiamava Gino e che aveva combinato la sua vita un po' di pasticci, qualche pasticcio adesso non li raccontiamo tutti, ma solo così per darvi l'idea di questo Gino a che punto era arrivato, vero? Era Gaber, se non sbaglio, che cantava questo pezzo, quindi un interprete e un autore di rilievo, una sorta di country italiano. Il suo nome era Ceruntigino, ma lo chiamava Mago. Gli amici al bar del Giambellino dicevano che era un mago, 20 anni, biondo mai una lira, per non passare guai, fiutava intorno che aria tira e non sgobbava mai. Il suo nome era Ceruntigino, ma lo chiamavano Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevano che era un mago, E poi la continuiamo dopo aver parlato, grazie, fate anche un applauso, ci sta sempre, dopo aver parlato con i nostri ospiti, e sono ben 3, avete un microfono da far girare e presentatevi. Allora, noi siamo Elena, Mavi e Maria. Quindi Elena fa un po' da portavoce. Esatto, finché non leva via la voce. Ma no, perché mai? Poi abbiamo delle caramelline, quindi tu devi stare a tuo agio, e poi sicuramente non andrà via la voce, perché voi ci portate, come dicevamo poc'anzi, ci portate un'iniziativa molto interessante e intelligente. Di cosa si tratta? Allora, noi siamo qui come TEDx Torino. TEDx Torino è un evento, un'associazione che organizza eventi indipendenti, però prendendo licenza da TED Centrale, che, come diceva giustamente Mao prima, nasce in Silicon Valley. Quindi internazionale proprio per questo. Esattamente, noi dobbiamo portare lo stesso tipo di format e lo stesso tipo di messaggio e sollevare lo stesso tipo di interesse, cioè il nostro format
si costituisce di un evento in cui ci sono più interventi di persone che non sono per forza né famose né per forza sconosciute, noi scegliamo le persone sulla base dell'originalità della loro idea. Quindi diamo visibilità a un'idea e quest'idea deve essere un'idea che ispiri. Noi cerchiamo di far sì che la gente, chiunque veda questo video successivamente, ossia all'evento quel giorno, vedendo questo intervento dica accidenti, non ci avevo ancora pensato, Ecco. magari da domani ci penso un po' di più. Quindi Cioè, non sono scusa- solo eventi, scusa, ma mediatici, sono anche degli eventi costruiti in località, in location. Sì, tutto su Torino, proprio perché noi Tutto abbiamo su la Torino, licenza sì. su Torino. Cioè, quindi Elena, se non ricordo male, praticamente nascono come delle conferenze in Silicon Valley, delle conferenze dove praticamente quelli che andavano a parlare cercavano, insomma, come dire, degli sponsor, comunque chi potesse mettere, come dire, soldi, investimenti di vario genere Sì, in quella che era la tempo. loro idea. Tempo e quant'altro. e quant'altro. Questa cosa qui poi insomma si è esportata un po' in tutto il mondo e voi a Torino vi occupate, diciamo, di quelle che in qualche modo è il nostro speaker corner, diciamo, qui dalla nostra Esatto. città. E quindi una serie di iniziative, in qualche modo cercate di dare voce a una serie di come dire, attori che sono qui nella nostra zona e che vogliono fare qualcosa, no? Esattamente, non sempre sono originari della nostra zona, ma la nostra idea è comunque partire da qua per far vedere che anche Torino, che anche su questo territorio si può Esiste, dare si può dare. visibilità, che poi si possono fare eventi interessanti, si può virtualmente girare qualcosa oggi qui che vedrà qualcuno in Cina l'anno prossimo, che vedrà qualcuno in India fra 6 mesi e così via. E nello specifico, voi di cosa vi occupate? Cioè all'interno di questo progetto, tu Elena, adesso che hai in mano il microfono, di cosa ti occupi? Così facciamo maggiore chiarezza, perché Certo. sono anche delle nuove iniziative, dei nuovi progetti, quindi non sempre chiarissimi al pubblico. Allora, ho cominciato a ottobre 2018 e sono entrata come coach degli speaker, ovvero io aiuto gli speaker a costruire il loro discorso, a tenerlo Per darci stretto una in mano. 10. Per darle una mano, perché lei può dottore, darci una mano. potrebbe presentare qualcosa sicuramente, Dex. Adesso vorrei poi arrivare magari alla fine e fare un profilo, vedere se riusciamo a chiudere una Scusa se ti ho presentazione. interrotta, Nessun Elena. problema. Quindi tu sei la coach, colei Sono che una prepara, delle- una delle coach, coach, colei che, sì. una di quelle che prepara gli speaker a fare questo discorso. Esatto, li preparo sia dal punto di vista del testo, cioè l'idea è loro ovviamente, la scrivono, ce la studiamo insieme, la miglioriamo, nel senso che molto spesso la sgrossiamo perché l'italiano tende a parlare sì, un sacco. Anche gesticolare, dovete legargli le mani, no? No, Quello sulla ci può- gestualità ci ci può stare, lavoriamo, gestualità è in importante. modo che diventi una gestualità bella e che sottolinei i discorsi. Non sono l'unica coach perché anche Mavi è coach con me, adesso faccio anche un po' di direzione artistica, quindi adesso sul sito io sono ufficialmente curator, ma siamo Cioè, dici sì o un'organizzazione- no, cioè quello è più interessante, quello è un po' meno, perché è chiaro, Sì. vi arrivano tante proposte In realtà siamo noi che finora siamo noi che tendiamo a proporre Ah, ok. più che che a ricevere, sì, accogliere. le riceviamo, ma noi magari quando costruiamo la nostra idea abbiamo in mente qualcosa e poi magari aggiungiamo, però tendenzialmente ci creiamo uno schema in cui pensiamo di infilare i vari pezzi che ci interessano. Bene. Mavi, ecco, Mavi, anche tu sei coach, Sì. collabori a questo progetto. Come siete entrati in contatto con questa realtà? Cioè, come è capitato di... Cosa Allora, stavate io- facendo? Perché? Ecco, non potevate andare, che ne so, a cinema o... Allora, io sono entrata nel TEDx perché ho una passione personale per la Silicon Valley, quindi dopo il mio primo viaggio nel 2015 Ah. ho scoperto che volevo vivermi le stesse sensazioni che ho vissuto quando sono stata in Silicon Valley anche qua in Italia e ho cercato di trovare l'espressione in un format come il TEDx, quindi ho cercato appunto di essere coinvolta da queste idee perché l'idea principale del TED e del TEDx è appunto quella di diffondere idee che vale la pena comunicare, divulgare. E quindi ho subito cercato, devo dire una cosa che non sapevo che esistesse a Torino, quindi io all'inizio ho provato a entrare a Milano e a Milano mi hanno detto guarda che ce n'è uno anche a Torino e allora Che è anche più comodo, che è anche più figo, è anche peraltro. più figo, ecco, e quindi
Ti sei spostato esatto, e quindi il tuo nasce tutto dal tuo amore per la Silicon Per me Valley. sì, per me Ecco. sì. Tipo Mao che invece è innamorato delle valli di Lanzo, cosa farai Mao? La Toma, farò Toma, la Toma più ecco. avanti. TEDx Toma. Però fare... E abbiamo anche una nostra terza amica che è venuta, Maria, tu di cosa ti occupi? Anche a te faccio la stessa domanda, anche te, cosa ti ha affascinato? Cioè, perché Allora, a me questo la cosa che ha affascinato... Voi siete volontari, cioè oltre... infatti, siete volontari, TEDx quindi diciamo... Torino è un'associazione di volontari. E infatti io mi occupo dei volontari, mi avvicino a TED Li per... obblighi a diventare volontari? No, non scherzo. obbligo nessuno. Scherzo. No, mi sono affacciata a te giustamente perché sono anche un'appassionata della condivisione delle idee e della crescita delle persone e come vi dicevo mi occupo dei volontari, della selezione di volontari perché ovviamente abbiamo bisogno di figure ben definite. Anche della formazione? Della formazione e la crescita anche dei volontari. Lavoriamo molto su quello anche. Ad esempio tutti i martedì abbiamo un momento formativo aperto a tutti i volontari. Ah, ecco. E questo è molto Ecco, bello. diciamolo perché lì vedi che c'è quell'apparecchietto, al di là di quell'apparecchietto ci sono tantissime persone, quindi possiamo dire, Certo, possiamo possiamo anche allargare, invitarli, possiamo invitarli, perché, ecco, per se questi esempio, spazi servono anche a questo. Martedì 18 facciamo una per il recruiting, cioè un aperitivo per ricevere delle persone nuove in TEDx Torino che possono già compilare il proprio curriculum con una candidatura spontanea nel nostro sito di TEDx Torino e poi partecipare a questo aperitivo per conoscerci di più e inserirsi anche nella Dove nostra si terrà? associazione. Diamo le coordinate. Per il momento non È è un segreto. definito perché no, per la quantità di persone, Ok. perché stiamo valutando la quantità di persone, però lo facciamo martedì 18. Martedì 18, quindi informatevi, Segniamoci. arriveremo a farlo in Piazza d'Armi, ecco, perché no? Allora, Elena, abbiamo detto avete adottato quindi questo format, diciamo che nasce appunto nella Silicon Valley, quindi in California, in quella che insomma è la patria dei computer e quella che magari poteva essere Ivrea, sarebbe potuta diventare Ivrea, se non il canavese poteva diventare... cosa significa adattarlo quindi al contesto diciamo italiano e torinese? Quali sono stati chiaramente gli accorgimenti che avete dovuto adottare? Sto gioco di parole per adattandolo. Allora, io ci terrei a dire che il mio primo speaker è qui presente fra il pubblico e l'avete intervistato prima. Antonio Castagna, Antonio che è Castagna, esattamente. non gli manca l'impegno ad Antonio, è una persona che ha la vita Assolutamente molto piena. Assolutamente no. E per fare un esempio, lui è stato il mio primo lavoro, quindi anche la prima sfida, perché io sapevo poco del format, nulla di Antonio. La prima cosa che io ho notato e che succede molto spesso con gli speaker italiani è che il primo testo che portano, noi normalmente facciamo una lettura per vedere la durata e lettura assolutamente della loro prima versione, senza che io ci abbia messo mano, abbia cambiato le parole, eccetera. Sia perché a me piace capire quello che mi arriva, cioè io spesso non conosco la materia e devo Innanzitutto deve convincere te, ecco, deve interessare te. La prima cosa che emerge pressoché sempre è che gli italiani scrivono molto di più di quanto poi noi possiamo permetter loro di dire, quindi all'italiano tendenzialmente manca il dono della sintesi. Però invece Antonio è molto bravo perché è un grande comunicatore, Sì, l'ha dimostrato, noi l'abbiamo intervistato passato sotto il loro perché griffi, bravo, ecco. Diciamo Antonio, possiamo dire esperto di economia circolare. Esattamente, ha parlato di quello il nostro primo TEDx Torino. Quello è la prima cosa, poi come si accennava prima si deve lavorare un po' sulla gestualità. Non ecco. perché l'italiano sia sempre per forza gesticolatore, ma perché la gestualità, sia che sia molto gesticolatore sia che lo sia pochissimo, va un pochino studiata. L'italiano è abituato, e questo è proprio il nostro grosso scoglio, a improvvisare nelle conferenze, quindi ad andare a braccio, che è bellissimo. Quello va bene. Io lo trovo bellissimo. Lì purtroppo quel giorno a braccio non si va. si può. Quindi io temo sempre il giorno in cui dovrò annunciare al mio speaker
che dovrà sapere le cose a memoria. Io so che quel giorno, siccome mi è capitato una volta con una speaker olandese che quel giorno mi abbia scritto una mail e mi abbia detto io non vengo più, e mancavano 3 settimane all'evento. E quindi è un pasticcio È quello. un momento, sì, poi è venuta. Io E poi ho è venuta, cercato vabbè. di dire che il concetto di a memoria era un concetto così sopravvalutato. Sì. A te sta anche confortare, come dire, Assolutamente motivare, sì. tranquillizzare le persone. Assolutamente sì. Un'altra cosa che mi è capitata un giorno, per esempio, è stata è arrivato il mio speaker e io non l'ho fatto entrare in sala durante le prove della speaker precedente perché lei era agitatissima e si piantava ogni 3 secondi. Ho detto, lui è altrettanto agitato, se vede questa cosa... Finita. Quindi dicevo, stiamo fuori, dai che c'è il sole, ci scaldiamo un po'. Quindi sì. Hai capito Elena Mao? Ne sa una più di sono 1000. diciamo piccole tattiche importanti che bisogna mettere a fuoco bene. Io volevo a questo punto sapere quali saranno magari le prossime, su cosa state lavorando, se ci sono insomma Certo. degli appuntamenti che Maria, quanto possiamo raccontare del futuro? Poco, poco, niente, niente. qualche piccola anticipazione. Piccole cose, ecco, Maria è molto rigida su questo. Vuoi dirlo tu che io poi magari... Allora, noi tendenzialmente prendiamo licenza per un grosso evento l'anno e lo facciamo all'inizio anno, fra fine gennaio e i primi di febbraio, perché essendo comunque legati alla realtà torinese, a Torino in quel periodo non c'è nulla. Ed è ecco, passato sì, non anche... deve neanche grossi eventi. Sì, se ci incrociamo col Salone del Libro, con il Salone del È un Gusto, pasticcio, diventa sì. un pasticcio. Più che altro mediatico, perché poi magari il pubblico ce l'abbiamo lo stesso, No, sono no, cose certo. diverse, Stampa, però si riesce ad avere, anche solo su Torino 7, l'articolo dedicato, non fra 1000 altri. Quindi avremo sicuramente il nostro cosiddetto evento grande annuale in quel periodo lì Quel dell'anno periodo lì. prossimo. Non possiamo anticipare nulla. No, anche presto, perché per noi presto è ancora. tantissimo, fra tantissimo tempo, quindi dobbiamo chiarirci quindi le c'è idee. ancora da scegliere. Ancora Ecco, cose, va bene, va bene. Esatto. Infatti poi ci troviamo sempre di corsa, con questo concetto del c'è tantissimo tempo arriviamo sempre Beh, ma è un Al classico. pelo. come sempre, Un esatto. E quello sarà il nostro evento grosso che si compone di 12-15 speaker, quindi è molto impegnativo, dura tutta la giornata, è molto impegnativo per noi prepararlo. Avremo un evento e poi invece facciamo degli eventi più piccoli con dei temi più centrati, per esempio ne abbiamo fatto uno sulla sconfitta nello sport, ne abbiamo fatto uno sulle nuove tecnologie, ne abbiamo fatto... L'economia circolare. Vabbè, c'era Antonio, chiaro. No, Antonio era il precursore, lui ha parlato di economia circolare E poi? nell'evento grande e noi abbiamo detto bello, Facciamolo costruiamo un anche, evento ad hoc. esatto. Quelli sono eventi più piccoli, Antonio ci ha aiutato fra l'altro a costruire quell'evento lì e lì ci sono 3-4 speaker. Allora noi adesso come calendario abbiamo un evento piccolo a settembre, un evento su cui dobbiamo ancora decidere che si collega invece a un evento centrale, questo lo possiamo dire, è un evento centrale organizzato dal TED centrale che si intitola Women, quindi un evento solo di speaker donne dedicato alle donne e stiamo ancora cercando di capire se fare domanda o no, tendenzialmente sì. Senti Elena, in chiusura, diamo delle coordinate, chi fosse interessato, Ok. ecco, abbiamo parlato di questo aperitivo, cioè fate anche, ci sono dei momenti di questo famoso martedì dove vi trovate, esiste un sito, Sì. esistono delle coordinate Sì. anche cioè, da dare al nostro pubblico, Certo. chi avesse le idee, chi volesse avvicinarsi al vostro mondo, come può fare? Assolutamente. Mary, lascio di nuovo a te. Vai Mary. Si possono avvicinare al sito www.tedxtorino.com e c'è una pagina dedicata per chi vuole fare il volontario, quindi possono inserire i propri dati in modo spontaneo e poi anche guardare tutti i video e i nostri Ecco, eventi perché precedenti. esatto, ci sono tutte, è tutto documentato Basta ciò che avete cercare su fatto. Google TEDx Torino e compare il nostro- TEDx Torino. TEDx Torino. TEDx Torino. Vabbè. TEDx, devi scrivere. TEDx. TEDx. No. Export a confusione X, tedxtorino.com. È vero, dà confusione, ma non mi riprenda davanti al pubblico perché non sta neanche bene. Ma non Ecco, volevo, vabbè. era solo Vabbè. per aiutare il pubblico, Vabbè. aiutare, che non volevo Comunque, perdersi. noi che dire, vi ringraziamo Elena, Mavi e Maria. sono stati qua insieme a noi, grazie. Grazie a voi. Veniteci ancora a trovare, si dice sempre così. Grazie Noi mille. verremo il senti giovedì, che questo lo applausi. sapete, verremo il giovedì No, noi vi aspettiamo, è roba chiaro. forte, vi aspettiamo e roba forte. pretendiamo anche il ciao dal Beh, dal certo, palco. è chiaro, c'è una certa confidenza ormai.
Ciao. Ciao, grazie a voi. Va bene, dottore. Allora, vogliamo salutare così con... no, Sì, la facciamo- vuole farla nella facciamo prossima? ancora una strofa Va bene. o vuole farla al prossimo appuntamento? Perché tra se no poco lo- abbiamo... allora, allora tra poco, teniamola dai, per il prossimo appuntamento, però poi dicono che poi siamo tirchi, che con una canzone facciamo tutta Questo è la vero, giornata, allora però facciamola- teniamolo per il prossimo appuntamento. Adesso la gente girerà, andrà a vedere le bellezze, ricordiamo che siamo a Emporium di San Salvario e qui Piazza c'è Madama Cristina. Piazza Madama Cristina, c'è un mercatino, quindi adesso diamo il tempo alla gente Di spendere un po'. spendere un po' di soldi.